Buongiorno, buongiorno! Oggi vi voglio parlare di Moon. Moon, come avete visto, è uscito qualche giorno fa e è il mio nuovo album ideato e suonato completamente in tutti gli strumenti da me, chitarra, basso, il sax ovviamente. Ho messo anche la voce, sì, ho chiesto a una vocal coach di aiutarmi in questo percorso e di fare un piccolo miracolo, perché non sono un cantante, non ho mai cantato in vita mia e mi ha dato tanto aiuto, così da poter realizzare 14 brani di vario tipo, qualcuno rock, qualcuno introspettivo, qualcuno che ricordasse quei suoni un po' trance, quasi techno, anni 80, con quei suoni dei synth, insomma tutto per cercare di raccontarvi il mio viaggio virtuale sulla Luna. È nato tutto in una notte di febbraio del 2024, dove purtroppo, stanco di vivere quotidianamente arrabbiature delle persone, la maleducazione, questa mancanza di rispetto, ho scritto qualche testo breve ma dritto al punto e ho cominciato a registrare delle melodie. Ho lavorato qualche mese nel mio studio per poi appoggiarmi ad un altro studio dove un professionista mi ha aiutato molto nella costruzione delle tracce e nell'aggiunta di qualche abbellimento ovviamente. E abbiamo realizzato Moon in 1 anno e mezzo di lavoro, quasi quotidiano, quindi è stato veramente un grosso impegno. Io ne sono pienamente soddisfatto, chiaro, come tutte le cose, tutti i progetti, si potrebbe sempre fare di più, diverso, fare 1000 altre modifiche o migliorie. Vi parlo di questo progetto perché questo 1 anno e mezzo è stato molto impegnativo per me per realizzarlo e vorrei rendervi partecipi. In quale modo? Tramite le campagne di GoFundMe potete partecipare in maniera attiva a questo progetto e avere come ricompensa ovviamente la spedizione di questo disco con all'interno la mia dedica personale ad ognuno di voi, scritta proprio qui. E se avete piacere, perché no, ho messo a disposizione anche questi cappellini, neri o rosa, e quindi poter scegliere come poter appunto aiutarmi in questo progetto e partecipare anche voi in maniera attiva. Tutte le istruzioni le trovate nelle informazioni della pagina che ho creato su GoFundMe, il link ve lo metto qui in descrizione. È un disco che parla di questo viaggio, quindi immaginate proprio dalla partenza all'arruolamento, partenza con questa navicella spaziale, l'arrivo sulla Luna e da lì mi metto ad osservare la Terra e quello che sta succedendo sulla Terra. Ci sono alcune canzoni rock, alcune introspettive, dove ho voluto cogliere dei punti per me di vita fondamentale, riassumerli e scriverne delle canzoni. Il viaggio sulla Luna dentro una navicella che si chiama Monday 101 e in compagnia di un cagnolino che si chiama Monday. Non me ne voglia il mio gatto Ugo. Spero queste canzoni vi possano piacere. Le trovate tra l'altro disponibili anche per fare le vostre storie sui vari social, Instagram, Facebook, TikTok. E musica. My father and I used to play every day